oggi sono nella zona del Porto Antico di Genova, proprio per svelarvi alcuni segreti o alcune curiosità che talvolta anche i genovesi stessi non conoscono. E partiamo proprio da un edificio storico, un luogo di interesse che si può appunto notare facilmente di fronte a Piazza Cavour, che è la Casa del Boia. Qui viveva un boia in antichità, ma non da solo. La curiosità è proprio questa, perché lui viveva in compagnia di un suo servitore chiamato il tirapiedi. Ma chi è il tirapiedi o chi era il tirapiedi? Beh, dovete sapere che quando il boia svolgeva la sua attività bisognava velocizzare un po' i tempi e dunque dalla botola sottostante il tirapiedi sbucava e velocizzava tirando i piedi della povera vittima, appunto giustiziata, e da lì nacque il detto. Ancora oggi si dice che il tirapiedi possa essere associato al nome di un aiutante. A Palazzo San Giorgio c'è una targa dove appunto viene citato Marco Polo dettò in Genova il milione. Quindi secondo questa testimonianza uno dei libri più famosi al mondo venne scritto appunto qui dal rustichello dettato da Marco Polo. Però è anche vero che noi in un altro servizio abbiamo raccontato ciò che narra, ciò che cita una targa posta a Campopisano, e anche lì c'è scritto che probabilmente Marco Polo potrebbe aver dettato il milione a Rustichello durante la prigionia. Quale sarà la verità? Dove dettò realmente il milione? Chissà, a voi le conclusioni. Siamo sotto i portici di Sottoripa, un luogo davvero suggestivo e storico, ma perché si chiama così? Perché si trovava in antichità sotto a livello del mare. Le scialuppe che dovevano caricare e scaricare, insomma, le imbarcazioni arrivavano in prossimità dei portici, attraccavano le cime a degli anelli posti su queste colonne e in modo da facilitare l'operazione di carico e scarico. Questa è la testimonianza di un anello dove venivano appunto legate le cime. Pensate che questi portici risalgono addirittura al 1100. Ci sono altri anelli ancora attaccati alle colonne, non sono completi come questo, ma se ne possono vedere diversi. Ora mi sto addentrando verso il mare del Porto Antico, mi avvicino alla zona dei magazzini del cotone perché c'è una porta chiamata Porta Siberia che nasconde una curiosità dietro al suo nome. Andiamo a scoprire quale. Ed eccoci dinanzi a Porta Siberia. Ebbene, Porta Siberia sarebbe una storpiatura di un altro nome che appunto era Porta Cibaria, proprio perché all'interno venivano stipati i cibi e tutto ciò che transitava dal Porto Antico di Genova. Quindi da Porta Cibaria a Porta Siberia. Queste erano solo alcune delle curiosità legate al centro storico di Genova, ma ce ne sono molte altre. Noi torneremo a raccontarle. Per oggi è tutto da Dario il Leggendario. Iscrivetevi al canale YouTube Dario il Leggendario, attivate la campanella e continuate a seguirci. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo segreto d'Esena.